Mauro Rizzi, comandante del comando della Polizia Municipale di Mira. Mira, comune inserito nella Riviera del Brenta e tra i comuni che potrebbero essere interessati ad un congestionamento del traffico conseguentemente ai rincari dei pedaggi autostradali. Oggi, 7 gennaio, qual è la situazione? Attualmente non abbiamo dati che confortino, diciamo, l'aumento del traffico dovuto all'aumento del pedaggio del casello autostradale. La situazione di Mira naturalmente è una situazione viabilistica precaria, in quanto la strada regionale 11, strada alternativa alla 4, è una strada dove a Mira ci sono dei cantieri, ci sono ben due cantieri che stanno lavorando e che creano dei sensi unici alternati con relativo blocco del traffico e inquinamento già di per sé. Sicuramente se vi fosse questo travaso di auto tra l'autostrada e la riviera, sicuramente Mira sarebbe quello più, diciamo, ehm, più penalizzato proprio in base a quello che ho detto prima, cioè fare la presenza di questi sensi unici alternati.